Buongiorno, si avvicini, va lì vicino al tavolo, in piedi, a voce alta, legge la dichiarazione che è scritta su quel foglio con cui si impegna a dire la verità. Consapevole della responsabilità morale e giuridica, assumo con la mia posizione l'impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto a mia conoscenza. Si accomodi. Lei è l'agente scelto Gennaro Marsiglia? Sì. Dove è nato e quando è nato? Sono nato a Napoli il 16/9/1982. Ed è in servizio? A Milano, presso il commissariato DPS Porta Ticinese. Prego, PM. Lei nel giugno del 2010, segnatamente il 5 giugno, dove prestava servizio? All'Ufficio Prevenzione Generale di Sicurezza Pubblica. Lei era addetto alle volanti a quel tempo? Sì. In questa sua qualità lei ha svolto un intervento in riferimento alla minore El Marouk Karima, ad El Marouk Karima? Sì, sì. Se lo ricorda? Sì, più o meno sì. Lei è estensore di relazioni di servizio sul punto? Ho fatto una notazione, sì. Ed è stato sentito a sommare informazioni. Confermo. Dalla polizia giudiziaria delegata dal PM. Allora, quando e dove vede la minore? In ospedale. Ecco, magari un po' più esteso. A che ora? In ospedale? L'orario non mi ricordo. Ricordo che era di mattina, sinceramente. L'orario... Quale ospedale? La Mangiagalli, perché era una minore. Perché era una minore. Lei ricorda se la ragazza, la minorenne, presentava dei segni lesivi visto che era in ospedale? Sì, sì, sì. Ricordo che c'era dei lividi, degli ematomi. Esattamente. Dove, se lo ricorda? Erano visibili, cioè? Sì, sì, c'era qualche graffio sulla parte superiore del corpo, perché ricordo che era estate, quindi la ragazza, se non ricordo male, aveva una canotta, se non ricordo male, e quindi di conseguenza riusciva a vedere dei lividi sulle braccia, Sì. e se non erro un segno al collo. Benissimo. Che grado ha, scusi lei? Io sono agente scelto. No, per poterla chiamare. Allora, gente, ascolti. Le ricorda se la ragazza fu fotosegnalata? Sì, sì. Fu fotosegnalata sul posto viene personale della polizia scientifica della questura di Milano. Benissimo. Lei ricorda se della ragazza... Lei intervenne che c'era già personale di PS, no? Sì, Giusto? c'era una volante che è smontata, quindi è il turno precedente al mio. Benissimo. Si ricorda i nomi dei colleghi? No, sinceramente no. Lei ricorda se le fu detto perché erano intervenuti? Cosa era successo alla ragazza? Sì, più o meno ricordo qualcosa, vista la distanza che... Guardi sempre il tribunale, che è buona prassi. Sì, chiedo scusa. Sì, ricordo che praticamente era arrivato sul posto, c'era questa volante smontante composta da 2 colleghi di sesso maschile, questo non lo ricordo bene, i nomi non li ricordo sinceramente, che mi hanno riferito di questa ragazza che si trova presso l'ospedale a seguito di un'aggressione da parte della coinquilina. Perfetto. E ricordo la nazionalità brasiliana della coinquilina, questo ricordo sinceramente. Lei ha avuto modo di avere un colloquio informale con la ragazza El Marouk Karima, la minore parte lesa? Sì, confermo. Lei ricorda i contenuti di questo colloquio e dove si svolse? Mi sa che nella camera di degenza momentanea dove la ragazza si trovava. Alla De Marchi? Sì, alla Mangiavale De Marchi, sì. Sì, vabbè, in ospedale. Quindi, che dice la E ragazza? niente, era un colloquio molto così, perché comunque la ragazza era evidentemente spaventata, eravamo 2 persone in divisa, quindi è buona prassi, a mio avviso, cercare di mettere a proprio agio la persona, anche perché la ragazza è comunque una minorenne, quindi... Certo. E che cosa le disse la ragazza? Niente, la minorenne niente di particolare, abbiamo chiesto un pochettino come si chiamava, come mai è arrivata all'ospedale, cosa era successo, E cosa disse? e ci disse che praticamente appunto aveva avuto questa discussione con questa sua coinquilina di nazionalità brasiliana, di cui non ricordo se mi ha detto regionalità o meno, e che l'aveva aggredita prima con un mocio, quello che comunemente viene usato per lavare a terra, Mocio, sì. e successivamente, se non ricordo male, mi aveva detto che l'aveva provata a strangolare con, se non erro, col guinzaglio del cane, se non erro, però... Benissimo. E le disse
qual era la causa di questo litigio? Piuttosto animoso, mi sembra. Qual era la causa di questo litigio? Proprio motivo di convivenza, se non ricordo male, perché la brasiliana non voleva persone estranee a casa, una cosa del genere. Bene, mi riservo di concludere in esito ai controesami. Prego la difesa. Nessuna domanda. Grazie, può andare. Grazie.